Papà mio! Arance! Papà mio, Papà mio, Allora mangiamo le arance, no? Assaggiamo! Wow! Si perdono, vedi? Oh my god, they're delicious! Oh my god! Fine maggio, no, metà maggio, quando tu entri qua, senti il profumo che fa tutti i fiori. Così, tutta la vita sono a posto. Al MoMA! Non è ieri che sarà. Al MoMA, al museo. Tu sei un grande Numero contadino calabrese. Calabrese. Doc. Guarda, va. È terra sabbiosissima. Vedi? Questo è tutto a un'arancia, la migliore che c'è, senza medicina, come c'è poi la buccia. 100%. La buccia. Ah. Si mangia la buccia. Beh. Non c'è neanche inquinamento dell'aria. Qua è zero. Ragazzi, quelle sono alberi antichissimi. Quelli hanno almeno 300 anni, quelle piante. Levaci da questo. Questo si chiama? Biondo. Biondo. È un vecchio arancio Antico. nostro, antico. Antico. Questo è uno dei più antichi aranci che ci sono qua. Wow. Hanno un altro profumo, Che spiccio accende? Hanno un altro gusto. Un altro un gusto. altro gusto. È buono, che E allora i nonni, i bisnonni mangiavano Mangiavano queste. Wow. questo arriva a bombo come whisky. Però un altro fare spremuto di questo sono eccezionali. Excellent, excellent. Oh my god. Ora ti faccio assaggiare un'altra qualità. Bevo una bottiglia di grappa. Davvero? No che ti ubriaca, come qualità. Dai. Questo maltese. Dai. Madonna. Poi vedi questo che Questo lo dici, questo cos'è questo? Questo cos'è questo qua? Guarda. Questo è un altro. A te non ti piace però questo. No? No. Va bene, no, lo sai. No, non so, non gli piace. Invece per fare spremuta. No, non gli succede niente. Proprio, non ti piace. Come lo tu che ci mai sbagliato? No, non mai sbagliato. Questo ci sono. Sì, questi sono ossi perché è Ossi, antico. ossi. Ma questa è un'altra cosa di... A me non piace. Non sono impazzito per questo. I vecchietti sono impazziti per questo. Oh, Questi per il capito. diabete fanno benissimo questi. Davvero? E questo non è molto dolce. No, è un però dolce. non è amaro neanche. no. Quello è strano. Non ho mai assaggiato una cosa così. Perché dopo- di solito sono amari dopo. Mangiare dopo ancora altre qualità. Il Davvero? regalo di compleanno oggi. Wow. Poi questo è quello, si chiama maltese, questo viene da Malta. Ah, da Questa Malta. pianta, da Malta. I maltesi lo portarono qui, questa qualità. Ho capito. Se no le arance sono quando ci sono gli egiziani qua. E parlando di quell'arancia antico, che è quello che non mi Quello piace. è un arancio dolce, quello è un arancio maltese si chiama, è allo zucchero. Quello serviva ai miei nonni o a mia madre che raccoglievano, spremevano, mettevano succo su fuoco con zucchero dentro e fare sciroppo concentrato. Quando poi tu d'estate prendi un litro di acqua, metti un po' di concentrato, è una cosa fine come aranciata naturale. Ecco perché serviva quello. Oppure per fare marmellate. Marmellata. Quello lì per fare marmellate è speciale, con la Speciale. buccia, anche con la buccia. E stiamo parlando 300 anni fa. 300 anni fa. Quello è nato 300 anni fa. Wow. Perché questo terreno era delle mie avi. Neanche sai quante No. generazioni. Siamo arrivati a 5 noi a scoprire, il resto non siamo più arrivati. 5 generazioni. Per me questi sono i migliori arance. Questi sono i migliori del mondo. dillo a Questo Piero. perciò sto facendo il video perché Sì. sono i migliori arance che ho Del mondo. mai mangiato Questi sono- nella vita Dillo a mia. Piero. Nella vita mia. I migliori del mondo. Io l'arance del mondo. No, sono. Senza Un medicina. cucino qua ce l'hai. Non ce l'ho. Sono. Senza medicina.